Va ora in onda la rassegna stampa. Io sono sempre dell'idea che un bel sistema antifurto, allarme da mettere in casa, di quelli che funzionano bene a un prezzo pazzesco solo per voi ascoltatori di Radio Libertà, ci vuole. Fateci un pensierino se ancora non avete un sistema d'allarme in casa con quello che succede in giro, ragazzi. Prossimo passaggio pubblicitario della Sicurbet alle ore 9. Ah, buongiorno, buongiorno, Sammy Varin, Radio Libertà, buongiorno, c'è anche Francesco, sì, ci siamo tutti anche quest'oggi, soprattutto sta arrivando la luce, il sole, questo è importante, mi chiamavano allarmati ascoltatori dicendo ma com'è che non arriva più la luce? Dai, ogni anno è sempre così, con l'ora legale, porti avanti l'orologio, è chiaro, e dobbiamo aspettare un po' di più noi che viviamo all'alba, qualche minuto in più al buio, ma poi che giornata. Occhio al vento, oggi vento forte, il famoso vento del nord, e attenzione anche a semplicemente quelli che girano in automobile, sembra di essere in barcavela in certe zone. Il buongiorno si sente dal Varin. Rassegna stampa? Assolutamente no, non è una rassegna stampa quella che sta per partire, ma cercheremo di passare insieme qualche ora con i quotidiani oggi in edicola, con le principali notizie, con qualche approfondimento. Ma soprattutto voglio sapere di che umore siete voi ascoltatori, E naturalmente questo non me lo dovete sussurrare, ma me lo dovete gridare. Vedete la felpa che c'ho qua? I V-meter che fanno picchi sullo zero, anzi di più, andiamo quasi in distorsione quest'oggi. Inviate i vostri WhatsApp al 340 67 09 659 per commentare questa giornata che parte con lunedì 31 marzo 2025. 31 marzo. Di cosa parliamo quest'oggi? Beh, ve lo dico tra poco. Intanto vediamo cosa dice, che ansia, l'agenzia ANSA, il no della Russia a forze di pace con paesi che sostengono Kiev. Dunque, aspetta, ma cerchiamo di capire. Il no della Russia a forze di pace con paesi che sostengono Kiev. Va bene, arriva la Cina. La Cina finalmente dirà di sì. Mosca categoricamente contraria alla presenza di forze di pace in Ucraina che prevedono la presenza di paesi che forniscono armamenti all'Ucraina. Trump, stiamo facendo progressi, non vorrà imporre dazi secondari sulla Russia. Questa l'apertura dell'ANSA che ricorda, come ricordano tutti i quotidiani oggi, che Trump è arrabbiato, tra virgolette, con Putin, ma convinto che non si rimangerà la parola. È un po' arrabbiato Trump e la cosa ci fa molto piacere perché quando si arrabbia Trump qualche cosa succede, basta che non se la prenda con noi, che noi, grazie, stiamo già dando dal 2 di aprile, daremo. Vediamo Repubblica, cosa tira fuori Repubblica. Militari esperti da Siria a Kursk e Kursk, così Mosca è tornata ad avanzare in Ucraina. Vabbè, non è una novità, è da mesi che sta avanzando ed è proprio per questo che ritardava un po' a rispondere sui piani di pace. Poi la Repubblica parla del riarmo che oggi è su tutti i quotidiani e la tregua nel centrodestra è finita, Tajani contro Salvini, basta sfasciacarrozze e naturalmente la scelta che dovete fare questa mattina, cari ascoltatori e ascoltatrici, è questa. Siete hippie o sfasciacarrozze? Qual è l'Europa che preferite? Nel weekend è stata proprio la Premier Meloni che ha parlato di un'Europa hippie, mentre adesso Tajani avrebbe dato a Salvini, quindi a tutti noi, dello sfasciacarrozze. Decidete un attimo da che parte state. Oggi comunque su Repubblica c'è l'intervista a Claudio Borghi che dice Forza Italia è il partito di von der Leyen, anche Berlusconi criticava l'Unione Europea e quindi li dà pan per focaccia. Vediamo il Corriere. Starlink e il contratto da 1,5 miliardi con l'Italia, quali informazioni riservate consegneremmo a Musk? E poi signori, Ispra, il drone russo manovrato da una zona non lontana, i rischi di una guerra ibrida.
un drone su Bellerio, signore, ne passa ogni tanto qualcuno, ma no, sono gli aeroplanini, qui c'è vicino all'aeroportino di Bresso, no? Vabbè, adesso tutti a guardare per aria. Se sentite il gatto che va potrebbe fare miau a un drone che vi passa sopra, chiaramente un drone russo. Dietro casa nostra, insomma, è che è passato sto drone russo. E non ce ne sono che volano da così tanto, cioè dopo un po' finiscono il carburante, per cui c'era un russo che lo comandava vicino. Fammi andare sui quotidiani, vai. Prima di tutto, no, mi dispiace andare sul Manifesto di ieri, perché oggi è lunedì e non escono tutti i quotidiani, ma ciò che ha messo ieri in pagina il Manifesto ci fa riflettere, perché poi è la notizia che si commenta su gran parte dei quotidiani di oggi. Il Manifesto di ieri, domenica, scrive la rivolta buona. La rivolta buona qual è? Guarda che illuso Sammy Varin, ti giuro, ma guarda, pensavo, no, non è quello. Io pensavo che fosse, si vede una folla gigantesca, ma proprio immensa, e ho detto, bene, questi sono gli islamici che pregano. Capisci, Sammy Varin, che tu sei da curare. Non sono gli islamici. La rivolta buona era troppo bella come notizia. Oggi si commenta su tutti i giornali di centrodestra gli islamici che pregano e che hanno invaso le grandi città, che si sono lasciate invadere. Sì, fateci quel che volete, anzi il sindaco pregava con loro, e invece no, Sammy Varin, malpensante che non sei altro, razzista, sì, ma in senso buono. La foto della folla gigantesca sul Manifesto di ieri domenica con il titolo La rivolta buona è la folla dei partecipanti alla manifestazione che chiede la liberazione del sindaco di Istanbul, Imamoglu. È questa la rivolta buona. Sto cazzone di Sammy Varin. Enorme manifestazione a Istanbul contro l'arresto del sindaco, primo avversario di Erdogan. In manette anche giornalisti e centinaia di oppositori. Curdi, sinistra, kemalisti uniti contro la repressione. Siamo 2 milioni, ma le TV turche censurano e parte il boicottaggio. Bene, allora ha fatto il Manifesto a mettere in prima pagina la rivolta buona, che non sono comunque islamici, tu dici, no? Ho bisogno di uno psicologo del PD. Mi lo procurate? Per favore, 340-6709-659. So che ci sono degli artisti che fanno anche lo psicologo, o degli psicologi che fanno anche l'artista. Chiamatemi, prendo un appuntamento. E vabbè... D'altronde ci sarà un motivo se hanno messo qua Sammy Varin a fare la rassegna stampa o no? O no? C'è sicuramente, lo stiamo scoprendo quotidianamente. Dai, mi tuffo, mi butto. Sai quando sei lì che dici mi butto o non mi butto, però guardi giù e dici cacchio, è troppo alto, invece no. Mi butto sui quotidiani oggi in edicola, siccome sono un pazzo, completamente pazzo, oggi parto dal quotidiano La Verità, che vi piace, lo so. Piri. È così che si solleticano gli ascoltatori, no? Parti con il quotidiano La Verità, ne fai felici 50.000 in un colpo solo. La Verità di quest'oggi, che costa del resto come il Manifesto, per cui insomma è quasi un manifesto, ma di centrodestra, 1,50 €. Barboni, straccioni, pezzenti, andatelo a comprare, no? Uscite che c'è una bella giornata, occhio che c'è il vento che vi porta via. Messaggio chiaro ai bellicisti nostrani e affini, parte così La Verità. Schiaffo a chi sogna le truppe a Kiev. Il 94% di italiani non ne vuole sapere. Eccolo qua l'ultimo sondaggio, che chiaramente non viene ripreso sui giornaloni. Un sondaggio della Ghisleri.
fa capire perché il premier è freddo sul piano di riarmo della von der Leyen e lo stesso buonsenso che spinge solo il 12% dei nostri concittadini a essere favorevoli all'invio di missili a Zelensky. Avete capito? Vi faccio saltare per aria, mi piace. L'unica via, 60% degli italiani, sono per i negoziati. In poche parole, abbiamo ragione ancora una volta. La Lega ha ragione ancora una volta. Allora ditemelo, cosa volete fare nella vita voi? La comunità hippie o gli sfasciacarrozze? A noi piace sfasciare le carrozze, in senso lato chiaramente. Questo sondaggio della Ghisleri dà ragione alla Lega, è vero. Eccolo qua, alla fine del Ramadan. Oggi a Pioltello sono tutti a casa allora, e la scuola di Pioltello chiude come ogni anno per la conclusione del Ramadan. Facciamo un Ramadan, feste di fine Ramadan, quartieri in rivolta, ormai un'invasione. Sembra o non sembra la prima pagina del manifesto? Cioè, voi che mi state guardando, perché siamo anche una TV e molti mi prendono per deficienti, questo se le vede solo lui le cose, c'ha le visioni dei quotidiani, siamo anche in TV. Accendete il telegiornale, no, accendete 252, canale 252 in tutta Italia. Se il vostro televisore è collegato ad internet, pling, salta fuori il nostro canale video. Chiaro che se non avete il TV collegato a internet potete solo ascoltarci e immaginare. Se invece avete un computer o un telefonino, basta andare sulla pagina Facebook di Radio Libertà o quella di Lega Salvini Premier e anche lì si vede e si sente la TV. Se mi ascoltate dall'autoradio non state lì neanche a guardare il monitor, però nella banda DAB dell'autoradio si ascolta in tutta Italia Radio Libertà. E questa è la folla che prega a Torino ma anche a Milano. In tutta Italia spopolano le celebrazioni per l'Eid al-Fitr, migliaia di islamici in strada e nei parchi cittadini con le proteste dei residenti che si sentono sempre più in minoranza. Non sono mancati cortei per Palestina, caso limite a Prato, musulmani ospitati nel convento di San Domenico, che io, scusatemi, ma ero rimasto che a Prato ci fossero soltanto cinesi. Cos'è stata questa sostituzione etnica? Me la spiegate? Da dove sono saltati fuori tutti sti islamici? Non erano nei capannoni cinesi a lavorare. T'ho detto, ti distrai un attimo qui. Mamma mia. Prodi! Signori, sul quotidiano La Verità si torna a parlare di Prodi, ma soprattutto si ricorda quello che ha combinato Prodi in passato. Allora è un vizio. Spunta insulto a barista, spunta l'insulto al barista. Nella trasmissione di Giletti, un video di 2 anni fa in cui l'ex premier ha un alterco al bancone con tanto di parolacce. Inoltre emerge anche la testimonianza di un giornalista che sarebbe stato preso per le guance. Sì, su altri quotidiani c'è proprio la foto. Gli scatti di ira di Prodi sembrano un vizio. Questa sera la trasmissione di Giletti mostrerà il video di una lite di 2 anni fa del professore con un barista, reo di aver criticato la politica. L'ex premier gli ha urlato stronzo e se n'è andato. Testimonianza di un altro giornalista preso per le guance per una domanda scomoda. Antonio Di Pietro cerca di scusarlo, il prof cerca un modo per affrontare la terza età. Però tra le interviste del lunedì il grandissimo Gianmarco Centinaio, vicepresidente del Senato, le controtariffe sono un suicidio, con gli USA si deve trattare, ed è quello che penso. Da domani si comincerà a fare con, speriamo, una Meloni che alzi sto cavolo di telefono. Adesso cos'è? Ti vergogni, Meloni? Ci siamo
Ci siamo detti fino all'altro giorno che c'è un buon rapporto con Trump, adesso arrivano anche bisbigli non solo dal centrodestra, alziamo il telefono e ci parliamo con Trump. Rocco Buttiglione, anche lui è intervistato oggi sul quotidiano La Verità. Le vere radici dell'unità europea sono cristiane e il PC le osteggiava. Massimo D'Apporto, in un set di sole donne mi facevano battute pure sul fondoschiena, e capita, quando sei troppo carino davvero anche le donne ci vanno giù pesanti. Che facciamo? Cambiamo, sì, cambiamo quotidiano, poi tra poco entriamo all'interno della nostra voce di riferimento, sicuramente il quotidiano La Verità. Ucraina. Trump sfida Putin. Siamo sul Corriere della Sera. Il leader USA dice: sono arrabbiato, senza un'intesa, dazi contro Mosca. E poi minaccia l'Iran e parla di terzo mandato. Queste sono le consuete esagerazioni di Trump, compresa quella delle tasse, delle gabelle varie, eccetera. Terzo mandato, appena cominciato il secondo, ma così fa ormai neanche più arrabbiare, devo dire, l'opposizione americana. Penso che non dicono più niente, o si stanno preparando a fare azioni e controazioni legali. E poi c'è il drone russo in volo sui cieli di Ispra, indagine del pool antiterrorismo di Milano. Rischia di rompersi il dialogo tra Stati Uniti e Russia. Il presidente Trump avverte il leader del Cremlino Putin: senza un'intesa imporrò dei dazi anche a Mosca, gli parlerò tra pochi giorni. Washington lancia minacce all'Iran per il nucleare. O troviamo un accordo, dice Trump, o li bombarderò. Finisce nel mirino dei giudici il caso del drone russo avvistato sui cieli di Ispra. La procura di Milano ha deciso di indagare per terrorismo. Editoriale di Angelo Panebianco quest'oggi sul Corriere della Sera, che si intitola Europei sul serio. Ve ne leggo qualche riga perché si torna a parlare di chi fa l'europeo per davvero o chi si basa su determinati manifesti. Dai, ve lo leggo che è carino. A memoria. È difficile trovare nel dibattito pubblico italiano qualcosa di più stravagante della feroce contesa intorno al manifesto di Ventotene. Ha distolto l'attenzione dal vero problema che incombe sul paese, sul suo destino, sulla futura sicurezza, sulla stessa democrazia italiana. Il problema è ciò che i sondaggi dicono oggi sugli orientamenti dell'opinione pubblica. Sentite qua, orientamenti che naturalmente possono col tempo cambiare. Oggi però c'è una maggioranza alla quale non importerebbe nulla se l'Ucraina intera finisse in mano ai russi e che è contraria al piano di riarmo sponsorizzato dall'Europa. Attenzione, non solo la maggioranza di governo, ma la maggioranza, dicevo, degli italiani, secondo il sondaggio della Ghisleri, strombazzato in prima pagina sul quotidiano La Verità, che almeno ha coraggio, mentre questi quotidiani, hai visto, ci mettono l'editorialino di spalla che però ne parla e non ne parla. Proseguo. Anzi, quindi maggioranza degli italiani contrari al piano di riarmo sponsorizzato dall'Europa, anzi, prosegue, a qualunque riarmo in qualunque forma. Una maggioranza che taglia trasversalmente gli schieramenti politici, vedi che rientrano nella politica, governo, non governo, ma non lo cita, e che apparentemente non sembra affatto credere che esistano seri rischi per la sicurezza dell'Europa e quindi anche del nostro paese. Questi del Corriere sono comprati tutti quanti il kit d'emergenza della Shura. Dai sondaggi risulta insomma che l'Italia sia al momento uno degli anelli più deboli della catena europea. Gli stati disuniti d'Europa, altro che Ventotene. Si capisce perché i russi che conoscono la situazione italiana attacchino il presidente Mattarella. Si inseriscono nel dibattito per seminare zizzania. La sa lunga Angelo Panebianco quest'oggi sul quotidiano Il Corriere, che però giustamente
ci fa pensare e la nostra rassegna stampa serve per farvi pensare, anche farvi arrabbiare, e se volete arrabbiarvi tra poco vi leggo Adriana Logroscino all'interno del Corrierino con il suo articolo Salvini attacca l'Unione Europea, duello con Tajani. Il leader di Forza Italia ci dà degli sfasciacarrozze, noi che proprio stiamo attenti anche a non sporcare, noi che ci becchiamo gli insulti degli immigrati se li fai notare che devono mettere i loro piedacci giù e non mettersi comodi, ma loro hanno fatto tanta strada, io capitano, no agli sfasciacarrozze, dice Tajani pungendo Salvini. Mi appunto anche a me, siamo un po' tutti oggi salviniani. Tra Forza Italia e Lega il duello a distanza e senza esclusione di colpi sembra non finire mai. Oggi sul Corriere, tra poco su Radio Libertà. Il tempo di farvi sognare, certamente spostandomi su un'altra prima pagina. Votate la prima pagina preferita, inviate un WhatsApp al 340 67 09 659. Nessuno scrive al volo, peggio per voi, vado sul Fatto Quotidiano. Tangenti e danni erariali, niente più Trojan e riforma della Corte dei Conti. 2 salvaladri per chi ruba e chi spreca i soldi pubblici. Questa è proprio la formula criptica del quotidiano, il Fatto Quotidiano, ma so che piace a molti di voi, avete una potenza incredibile e la sfruttate, rompete le balle di leggere il Fatto Quotidiano e non capite poi che cosa scrive, ma andate tranquilli voi del Fatto Quotidiano. Io invece mi sposto, sai dove? Mi sposto sul Sole 24 Ore, se lo trovo, perché racconta una notizia che poi viene inserita soltanto all'interno degli altri quotidiani, ovvero che riguarda la nostra vita di tutti i giorni, ragazzi. In automobile cosa sta succedendo? Guardala che il Sole 24 Ore del lunedì titola Codice della strada, cellulari, controlli, ritiri brevi, record di patenti sospese. Nei primi 3 mesi della riforma, tra parentesi dico io, di Matteo Salvini e della Lega, ricordate, i permessi di guida bloccati sono quasi la metà del 2024. Nei primi 3 mesi di quest'anno, vigili alle prese con l'aggravio delle procedure, poverini, ma è peccato, Sole 24 Ore è così indaffarato a scrivere, insomma, che c'è stato un record di patenti sospese, chissà come mai, che si è dimenticato di scrivere che c'è stata una diminuzione importante degli incidenti. Tu dici cos'è solo il 5%? Cazzolina, vuol dire che qualcuno è morto cioè non è morto, mentre probabilmente sarebbe morto. Vabbè, è un discorso complicato, alle 8 del mattino non ve lo faccio, ma ci state arrivando, lo so. Grazie al Sole 24 Ore che lo mette proprio in apertura e dà modo, siccome molti altri quotidiani vivono di ricicciamento di notizie, dà modo ad altri giornali di metterlo, se non in prima pagina, all'interno del proprio quotidiano. Bene. 7:54. Dove andiamo? Lo so, per par condicio, guarda, c'ho tutte ste pagine piene di immigrati che pregano, e invece vado sulla stampa, eccolo qua. Lo chiediamo poi, abbiamo alle 9 come al solito il capogruppo della Lega Molinari, gli chiederemo se è vero o no che il riarmo spacca il governo. Dal leader leghista appello ai patrioti contro la von der Leyen. Tajani, non ci servono gli sfasciacarrozze. Vi sentite un po' anche voi sfasciacarrozze? O siete più hippie? Intervista Conte, sì, oggi la stampa intervista Conte. Contro i 5 Stelle e il partito bellicista risponderemo con un'onda in piazza. Anche voi a pregare, oh signore. No, Conte però fa una domanda alla Lega, che è la domanda che io non lo so, umilmente, che faccio? Gliela faccio o non gliela faccio a Molinari alle 9? Qual è la domanda che Conte fa alla Lega? Gli chiede
Voterete la nostra mozione contro il piano di Riarmo? Tan da da da. Che fareste? La faccio a voi, io me ne lavo le mani e anche i piedi. Che fareste voi ascoltatori? La votereste la mozione dei 5 Stelle contro il Riarmo, contro la guerra? Sai, se si facesse dareste ragione al quotidiano La Stampa che scrive il Riarmo spacca il governo. E sai com'è, io piuttosto che dare ragione al quotidiano La Stampa mi taglio un dito, guarda, assolutamente. In centro si scherza, dai. In centro pagina Trump, Putin, guerra fredda, E nella foto c'è mezzo Trump e mezzo Putin. Il presidente USA, sono molto arrabbiato, senza un'intesa metterò dazi del 25% e attacca anche l'Iran. Siamo sempre sul quotidiano La Stampa. Poste, ecco il piano per TIM, la strategia del colosso statale, più servizi digitali e sinergie sui clienti, l'ipotesi di Iliad, terzo socio, insomma, digitale, servizi, cloud, senza dimenticare l'energia e l'entertainment, si delineano le prime linee chiave dopo la salita di Poste Italiane in TIM fino al 24,81%, quota che vale la palma di primo azionista del gruppo telefonico italiano. 2 le direttrici sarebbero già chiare stando alle indiscrezioni. Primo, la centralità del cliente finale. Secondo, l'intenzione di creare una piattaforma dotata di più anime. Se ne parla quest'oggi sul quotidiano La Stampa. Tra i commenti della Stampa che ci possono interessare vi segnalo quello di Flavia Perina che si intitola "Perché Salvini alza il livello dello scontro". Siccome siamo tutti curiosi, vi prometto che tra pochi minuti ve lo leggo, anche perché bada ben, e questa è la settimana del congresso. Sabato e domenica c'è il congresso della Lega. E che cavolo! E quindi bisogna fare anche un po' di casino, lo sapete, il candidato unico è Matteo Salvini, ma ci sono le mozioncelle, mozioncine, ognuno fa la sua, anche Molinari, capogruppo della Lega, ne ha fatta una molto interessante e importante che si chiama autonomia, federalismo e sovranità popolare, firmata da Molinari con il grandissimo Alberto Bagnai. Chiaramente questa è una roba da amplesso mattutino. Autonomia, federalismo, quindi vuol dire ritornare anche agli albori della Lega, e sovranità popolare. Glielo chiediamo alle 9, arriva Molinari, gli chiederemo. Dico, ma ce ne sono molte altre di mozioni potentissime. E soprattutto ieri il Corriere sobillava dicendo: ma non è che il generale Vannacci diventerà vice premier? Adesso la spara il Corriere. Chiaramente Molinari non ha potuto rispondere, che non è lui che decide. Però insomma, diciamo che si sta mettendo carne al fuoco, che per voi vegetariani, lo so, è un insulto, ma insomma, di questi tempi fare una bella grigliatina anche di verdura, a me piace molto, grigliata di verdura, guarda, ci mangio come non mai. Sì, c'è la pausa, cara Francesca. Almeno così lo svegli un attimo, perché a furia di sentire la voce di Sammy Varin, è bello. Tu pensa se io parlassi: salve a tutti, sono Sammy Varin, buongiorno, oggi leggiamo il quotidiano La Stampa, no? Quasi ti terrei più sveglio, dici. Invece Sammy Varin che fa casino dà fastidio, quasi un fastidio, come un moscone, no? Il nostro regista Francesco continua a urlare, mi sveglia. Ci fermiamo, c'è la pausa, ma prima ancora della pausa c'è il cantante che ci fa il saluto e non canta assolutamente, ma suona, perché il lunedì in particolare, ma soprattutto tutti i giorni intorno alle 8 abbiamo un musicista di qualità, e oggi abbiamo il pianista Massimo Magni. Lo vuoi subito? Dai, fammelo sentire, dai. Buongiorno a tutti, un caloroso saluto da Massimo Magni. Sophisticated è un brano contenuto nell'album Face to Face del 2022, una sorta di mantra che si ripete, aggiungendo spessore e armonia al suono.
Ho usato questo aggettivo perché credo rappresenti un vero e proprio perno concettuale, intorno a cui ruotano molte idee fondamentali della cultura umana, sia in senso positivo che negativo. Buon inizio settimana e buon ascolto. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Amazon Home Finds. This security camera produces one of the widest views I've ever seen, and it's a game changer. It has two cameras like eyeballs and automatically stitches them together to create an ultra-wide 180-degree panorama in crystal clear 4K resolution. It's durable and waterproof, connects to Wi-Fi 6 and has full color night vision, sends notifications to my phone when it detects movement, SD card slot for internal storage, two-way audio. And the best part is that it can be recharged via USB-C or by solar panels sold separately. Vedete come con una melodia semplice che potremmo suonare tutti quanti, ta 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 tan, ta 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 tan tan. Beh, si creano atmosfere, emozioni. Bravo, Massimo Magni. Ogni mattina alle 8 Semivarine lancia un pianista o comunque un qualche cosa che parte da un'esecuzione di piano e poi si allarga. Massimo Magni, un pianista e compositore che state apprezzando settimana dopo settimana. Ha creato una fondazione per formare giovani artisti, sta lavorando a un nuovo album che sarà il primo di una trilogia e noi settimana dopo settimana esploriamo questi artisti, vi ripeto, assolutamente sconosciuti a livello nazionale. Qui non trovate roba che ascoltate sulle altre radio. Se avete scelto Radio Libertà è perché volete davvero un po' di libertà. Qui diciamo e ascoltiamo cose dell'altro mondo, è un po' troppo, però ad esempio non sapevate che questa mattina c'è Alessandra Locatelli a Concorrezzo.
Voi che abitate in zona, signori, alle 9:30 questa mattina arriva il ministro per le disabilità. Ore 9:30 con Corezzo, Monza Brianza, inaugurazione dell'appartamento Dopo di Noi in via Libertà numero 9 e presentazione del progetto Auto Evolution in via Primo Maggio. Alle 11:45 Alessandra Locatelli sarà a Brugherio, via della visita della cooperativa sociale Onlus Il Brugo di via Corridoni e visita ai servizi e presentazione delle attività svolte dalla cooperativa in via Volturno 80. Poi nel pomeriggio ore 13:15 a Bergamo, a Treviolo e a Treviglio. Fatevi un giro chiaramente sulla pagina Facebook di Alessandra Locatelli perché magari passa anche sotto casa vostra. WhatsApp, vediamo cosa dicono i nostri ascoltatori, come commentano le notizie che finora ho letto, ma il bello deve ancora venire. Il nostro numero per i vostri messaggi è 340 6709 659, soprattutto voi nuovi ascoltatori, fatevi avanti, commentate, siamo l'unica radio che fa una rassegna stampa con commento in tempo reale. Ce n'è uno anche audio, sul cursore sentiamo che cosa dice. Allora, buongiorno Quella, Semmi, quella. qua sempre Salvatore dalla Germania. Forse oggi dirò una grandissima cazzata, però la voglio dire, ecco, sì, il mio dilla, pensiero. Per evitare o per vincere la guerra in Russia basta che mandiamo un paio di gay pride lì al confine con la Russia, vedrà che Putin si ritirerà perché ha paura come Dracula, ha paura della croce. Ciao, buona giornata a tutti. Beh no, mi fa piacere, quando c'è da sparare cazzate, siete fortissimi, ma da chi avete imparato? Dico io. Che pazienza, fu un altro messaggio non audio, ma cosa scrive questa? La Melona che non so chi possa essere, dovrebbe smettere di dire castronerie del tipo no all'Ucraina nella NATO ma sì all'articolo 5, che è la negazione dell'affermazione precedente. Ciò vorrebbe dire che se dopo una presunta pace l'Ucraina riprendesse a litigare con Mosca, noi dovremmo entrare automaticamente in guerra contro la Russia. Siamo veramente il paese dei pulcinella, senza cervello. Bravo Gio, facci pensare. Ancora, la rassegna stampa di oggi, caro Sammy, andrebbe fatta con questo schema di sottofondo. Fammelo vedere. Chi ci guarda in televisione se lo può anche vedere, se lo può anche gustare, non lo capite. Vi do ancora 5 secondi. 1, 2, 3, 4, 5 e mi spiace, basta, è scaduto il termine. Ma perché fai il trombone delle false notizie dei giornali? E Marco, perché questa alla fine è una rassegna stampa, lo so, è paludata, faccio finta che non lo sia, ma devo pur leggere qualche giornale. Non posso leggere solo gli articoli di Blondet. Il nuovo codice della strada è servito solo ad aumentare le telecamere per dare multe. La diminuzione degli incidenti è una balla. E sappilo, caro Marco. Marco chiaramente vocia comunista. Chiedete a Tajani cosa pensa della DC tedesca che è diventata verde, vuole mettere AfD fuori legge. Ricordo che Forza Italia praticamente è il vecchio PSI. A volte ce la si azzecca. Elen, anch'io come Putin non vorrei cani rabbiosi che latrano insistentemente ai confini della mia patria. Perfino Bergoglio lo diceva già a inizio guerra. I nostri antenati hanno combattuto vittoriosamente la battaglia di Vienna per impedire che l'islamismo invadesse l'Europa. Ora la follia di sindaci e vescovi italiani lecca le pantofole, che schifo, agli invasori che vogliono sottometterci ai loro metodi medioevali. Se la firma Bagnai è roba più che buona, sì, si riferisce alla mozione che Molinari farà al congresso della Lega di questo weekend. Rituffiamoci nei quotidiani, ve l'avevo promesso, sono sul quotidiano La Stampa e ci entro perché si parla giustamente di Lega e soprattutto a pagina 2 del riarmo della discordia. Salvini contro von der Leyen sul piano europeo. Tajani replica a distanza, basta sfasciacarrozze, la lite tra i due vici mette in difficoltà Meloni.
E poi ci sono anche gli altri temi di scontro, chiaramente siamo sulla stampa e ce li mette tutti, no? La telefonata del leghista con Vance, dopo la telefonata tra Matteo Salvini e il vicepresidente Vance, il titolare agli esteri ha precisato: la linea la danno Palazzo Chigi e la Farnesina, lo Ius Scole, lo striscione di Pontida, bei tempi, ve la ricordate la scorsa estate? Nel pieno del dibattito sullo Ius Scole proposto da Forza Italia, Forza Italy c'è scritto sulla stampa perché si odiano anche loro. A ottobre 2024 a Pontida appare lo striscione Tajani scafista. Ma no, adesso potremmo scrivergli io capitano, io capitano. Terribile quel film, ragazzi, me lo sono visto su Rai Play. Tu dici Sammy Varin, non me la sarei mai aspettata da te questa. Beh, alla fine l'ho visto su Rai Play. Perché uno che fa la rassegna stampa non può non aver visto Io Capitano, capisci? E alla fine questa odissea di questo povero ragazzo con suo cugino che dal Senegal tenta di arrivare in Italia e alla fine ci è riuscito. Ma il bello è che questo non si fa neanche uno spinello, è lui lo scafista, che però è uno scafista buono, come Lupo De Lupi. Non è vero che gli scafisti buttano a mare i clandestini, i poveri migranti che non sono sopravvissuti o che fanno i cattivi, non è vero, lui anzi cercava di salvarli, è uno scafista buono. Il problema è che è anche scemo, nel senso che alla fine quando arriva l'elicottero che finalmente salva la nave in preda ai flutti e con la donna incinta che potrebbe morire, una sola, ce n'era, eccetera, lui che cosa urla? Che cosa urla verso l'elicottero? Ma che bravo, ma l'avremmo fatto tutti quanti se arrivavamo dal Senegal dopo essere stato torturato, eccetera, aver salvato delle vite. Cosa urla questo povero ragazzo senegalese verso l'elicottero? Io capitano, io capitano, io capitano, capisci? Il titolo di quel film terribile che doveva vincere 1000 Oscar, manco l'ha cagato nessuno, nemmeno i pidini hanno pubblicizzato che è stato trasmesso la scorsa settimana su Rai 1 in prima visione. Io capitano, sono io, è merito mio che ho salvato questa gente. Si è dato dello scafista praticamente e quindi e finisce così. E tu dici, dopo tutta la storia che inizia a spacciare droga, io capitano, che violenta la ragazzina, che gli sorride, eccetera, non racconti niente. Speriamo che non finisca così. Speriamo, altrimenti c'è sempre Forza Italia con il suo Ius Scole. Va bene. Numero 3, stiamo parlando dei litigi tra la Lega e Forza Italia, i rapporti opposti con la Russia. Il popolo ha sempre ragione, ha detto Salvini dopo la rielezione di Putin a marzo 2024. Tajani lo corregge, abbiamo visto elezioni con pressioni forti e violenze. Praticamente oggi, a pagina 2 del quotidiano La Stampa, paginone di Francesco Moscatelli che dice maggioranza di governo sempre più spaccata sul piano di riarmo europeo, ma non solo. Da una parte il vice premier Matteo Salvini che dal palco leghista di Padova sabato attacca Ursula von der Leyen accusando la presidente della Commissione europea di essere una tedesca che fa l'interesse dei tedeschi. Dall'altra Antonio Tajani, che ieri mattina in videocollegamento con l'evento di Forza Italia in preparazione al congresso del PPE, dice che l'Europa ha bisogno di costruire, non di sfasciacarrozze, per difendere gli interessi di 500 miliardi di persone. Ditemi voi con chi state. State con la comunità hippie o siete anche voi un po' sfasciacarrozze? 340 6709 659. Chiaramente in mezzo c'è Calenda, ogni giornale oggi lo mette in mezzo. Calenda è la sfida dei volenterosi, ora una coalizione antipopulisti. L'appello del leader di Azione ai Riformisti Dem, Forza Italia più Europa, Lega e 5 Stelle si equivalgono e naturalmente è per quello che oggi Conte chiede a Salvini di votare la sua mozione. Eccola qua, siamo a pagina 3 della Stampa, intervista a Giuseppe Conte. Mi fermo in senso di rispetto, chiaramente, o per farvi sbottare a voi ascoltatori. Contro di noi il partito bellicista. Salvini?
Voti la nostra mozione. Il leader del Movimento 5 Stelle dice: spero che Schlein riesca a invertire la rotta del PD. Quella che l'Unione Europea chiama deterrenza renderà la Russia più aggressiva. Rischio escalation. Paginone di Alessandro De Angelis, che intervista oggi sulla Stampa Giuseppe Conte, che non sembra preoccupato che arriveranno anche i napoletani alla sua manifestazione chiamati dalla TikToker. Ma vabbè, sempre sulla Stampa si cambia argomento, ma tra poco arrivo chiaramente all'articolo che riguarda Matteo Salvini. Dopo il Covid, boom di ragazzi col coltello, girano armati per sentirsi parte del gruppo. Abbiamo sentito in questo weekend quante notizie di accoltellamenti anche da parte di quindicenni, il quindicenne che tira fuori il coltello per delle cazzate, capito? Praticamente qui si intervista Ciro Cascone, oggi, se vi interessa, sul quotidiano La Stampa, siamo a pagina 16, ex procuratore minorile, che dice: sono superficiali, anche chi non commette reati porta con sé una lama. Investiamo sulla mappatura dell'abbandono scolastico e su una regia nazionale per la prevenzione. Sono per la tolleranza zero, ma il problema non si risolve con il decreto Caivano. E ancora, molti ragazzi vivono situazioni critiche, senza riferimenti in famiglia né progetti. Le punizioni? Una stretta sui reati può aiutare, ma servono più sanzioni amministrative. E l'esempio della notizia in questo riquadro: non ha pagato i vestiti, viene aggredito, gravissimo, un sedicenne di Frascati. Un solo colpo al petto. È finita così la lite di sabato sera a Frascati tra un ragazzino di 15 anni e uno di 16 che è stato portato in gravi condizioni al Policlinico di Tor Vergata, in terapia intensiva, la prognosi riservata. Il motivo della lite sarebbe legato al mancato saldo di un debito. Il giovane ferito avrebbe acquistato dall'altro ragazzo alcuni vestiti e non avrebbe pagato. Dopo il ferimento, il quindicenne si è rifugiato a casa della fidanzatina a Ciampino, dove è stato trovato dagli agenti della squadra mobile di Roma. Nell'interrogatorio davanti al PM ha confessato e ha fatto ritrovare il coltello. È accusato di tentato omicidio e porto di armi e oggetti atti ad offendere. 15 anni, C'era una canzone, 15 anni col coltello, dovremmo rifare la versione. Chiaro che io ci scherzo, ma abbiamo tutti quanti dei figli o dei nipoti che hanno intorno a quell'età. È il caso di cercare di capire cosa fanno, dove vanno, chi frequentano, cosa portano fuori e cosa portano dentro, ma soprattutto i social, e ne torno a parlare a pagina 17, oggi il quotidiano La Stampa. Oggi faccio pubblicità ai comunisti, ma quando meritano, ci mancherebbe. Titola: nella trappola dei social. In Italia 500.000 di giovani ne sono dipendenti e il 33% dei piccolissimi usa le piattaforme, anche se sono vietate. Qui dovremmo fare un mea culpa anche noi genitori. Ditemi se non è vero, mamme o nonne anche, quante volte la figlioletta o il figlioletto è venuto da voi dicendo: mamma, mi voglio iscrivere a questo social, a Instagram, a TikTok, metti per favore i tuoi dati, punto di domanda. Ditemi se sparo cazzate. 340 6709 659, ma soprattutto ditemi se l'avete fatto. E questa è la missione più grave. Alla fine è anche colpa nostra, che pur di lasciarli tranquilli, pur di che cosa? Pur di non farli uscire, perché se escono rischiano di più, punto di domanda. Ritorniamo ai problemi nostri, problemi politici, anche perché alle 9 arriva il capogruppo della Lega, Molinari, e quindi qualcosa gli dovremmo pur chiedere. Se avete delle domande da fare a Molinari in vista del congresso della Lega che c'è proprio questo sabato e questa domenica, inviate il vostro messaggio al 340 67 09 659. E a proposito, quindi, ancora una volta, di Tajani contro Salvini, Salvini contro Tajani, ma poi quando c'è da votare votiamo tutti insieme,
Perché Salvini alza il livello dello scontro. L'editoriale oggi sulla Stampa è di Flavia Perina. La nuova sortita pacifista di Matteo Salvini è simile alle precedenti solo in apparenza. In realtà ha una qualità differente da ogni esternazione del passato sul medesimo argomento. Accade dopo un vertice di maggioranza in cui si giurava di avere trovato la quadra, dopo la presenza di Giorgia Meloni alla riunione dei volenterosi, dopo una mozione parlamentare equilibrista che avrebbe dovuto ricompattare ogni contraddizione. Tornando a parlare contro i piani europei, Salvini disconosce di fatto ognuno di questi passaggi. Beh, certo, dopo aver visto il kit di sopravvivenza, ragazzi, peggio di così, anche la sinistra è rimasta un po' lì e ci ha riso sopra, come ci rideva la commissaria mentre tirava fuori le cose dalla sua borsetta. E vabbè, e annunciando che si farà promotore di una iniziativa del gruppo dei patrioti per dire no agli eserciti e alla folle idea delle bombe, Salvini alza lo scontro a livello dell'Unione, dove la maggioranza di Ursula von der Leyen si troverà a contrastare una mozione ostile gestita dall'esponente di un governo alleato. Non solo, si può facilmente scommettere che al congresso leghista di sabato prossimo il boicottaggio del nuovo modello di difesa europea sarà elemento centrale del discorso del segretario. Su questo chiederà e otterrà la fiducia. Se questo sarà legittimato assai più di ora a tenere il punto, sarà assai più di ora a tenere il punto nei prossimi mesi. Uno scenario destinato ad aggravare notevolmente i problemi del centrodestra. La rielezione di Matteo Salvini a segretario della Lega sarà tutt'altro che un fatto burocratico. Coinciderà con la convalida ufficiale di un programma anti-riarmo, anti-europeo, nemico di ogni scelta dell'attuale Commissione UE. Fingere ancora una sostanziale unità della maggioranza diventerà un esercizio ai limiti dell'impossibile, scrive oggi la Stampa, così come depotenziare le posizioni del capitano facendo riferimento alla parte più ragionevole della sua classe dirigente, ai Luca Zaia o ai Massimiliano Fedriga. La conferma coram populo di Salvini cancellerà ogni distinguo e convaliderà una linea politica assolutamente divergente da quella del resto del centrodestra. La coincidenza tra il congresso del Carroccio e la piazza antimilitarista di Giuseppe Conte è solo casuale, ma stupisce per la simmetria. Anche lì, e nella manifestazione di Conte, con tutti i napoletani che arriveranno con la TikToker, anche lì si certificherà una linea, seppure attraverso un bagno di folla, più funzionale all'ideologia grillina di certe formalità congressuali. E anche lì far finta di niente risulterà impossibile. I giochi di parole di Ellis Line sulla differenza tra difesa europea e riarmo europeo andranno a farsi benedire. E il Movimento 5 Stelle non vuole né l'una né l'altro, lo dirà ad alta voce, incalzerà i potenziali alleati del PD sul tema. L'enormità della divergenza scintillerà il sole perché il sì o il no all'agenda europea della difesa e in prospettiva l'agenda europea sui dazi, alla tutela del confine est del continente, al mantenimento delle sanzioni a Mosca non sono elementi accessori di un programma, sono gli spartiacque sui quali ogni leadership del continente si sta misurando e sta facendo le sue scelte. Il vantaggio di Schlein rispetto alla Premier è che lei non deve governare né decidere, dunque potrà limitarsi a considerare la piazza grillina un settore dell'immaginaria grande comunità hippies, citando la Meloni, che vorrebbe mettere insieme. Ma dall'altro lato, il lato che non dovrebbe sentirsi Woodstock, il lato dove peace and love sono cultura buonista e fanno orrore, a breve ci sarà una contraddizione più concreta da gestire. La conferma sulla base di una piattaforma disarmista e ostile alle scelte dell'Europa di un segretario di partito che è pure vice premier. Le reazioni possibili saranno solo due: controbattere a quel racconto e aprire finalmente un chiarimento sulle posizioni di politica estera del centrodestra, oppure sottomettersi alla protervia dell'alleato e accettare il modello confusionario che propone, dove ognuno canta la sua canzone e fuma la sua roba. Sì, una Woodstock pure a destra sembra incredibile, ma è tutto vero, signori. Questo l'editoriale dei
comunisti, naturalmente si scherza, Flavia Perina, sul quotidiano La Stampa, che fa un po' il punto su quello che potrebbe accadere, visto che questo weekend c'è il congresso della Lega, ma anche a sinistra la manifestazione del nostro caro amico Conte. Andiamo sul Corriere, che ritornerà tra pochissimo sull'argomento, ma prima però siamo a pagina 2 del Corriere della Sera, c'è il giallo del drone russo. Polemiche e un'inchiesta. Chissà perché sempre le polemiche, ragazzi. Oh signor. A Milano un fascicolo per i voli su Ispra. In arrivo il Copasir e 4 interrogazioni parlamentari. Insomma, Virginia Piccolillo oggi sul Corriere scrive sull'ipotesi che Mosca abbia spiato con un drone segreti tecnologici o nucleari dai cieli del Lago Maggiore. Ma io ho visto una roba che svolazzava nel weekend, eccetera. C'erano i miei gatti che, sai, quando miagolano alle mosche fanno con chi ce l'hai? È già scattato l'allarme sicurezza. Ora la Procura di Milano apre un fascicolo e si accinge ad affidare ai carabinieri del ROS le indagini su quei 5 misteriosi sorvoli di un drone di sospetta fabbricazione russa nella no-fly zone, rilevati e segnalati dal Joint Research Center, centro di ricerca tecnologica di eccellenza della Commissione europea, a Ispra, nel Varesotto. Oggi la riunione in procura per definire l'ipotesi di reato e far partire le indagini. Insomma, per una settimana un drone russo ha sorvolato una delle strutture più sorvegliate del nord Italia, e che pare che non sia tale, insomma, il Joint Research Center della Commissione UE a Ispra, sul Lago Maggiore, dietro casa di Sammy Varin. Resta ancora da capire se il drone russo sia stato pilotato dalle vicinanze o da remoto. Nei dintorni del centro UE ci sono gli impianti dell'aeronautica di Leonardo. Certo, e c'è anche il museo che andiamo sempre a visitare, dai. I responsabili del centro hanno intercettato i 5 passaggi del drone con il loro sistema di rilevamento sperimentale di velivoli sconosciuti, segnalandoli ai vertici di sicurezza. Naturalmente non finisce qua, perché il Corriere ci dà dentro ulteriormente, e allora polemiche, eccola qua, l'ex sede Euratom sul lago, cybersicurezza e confini al centro delle sue ricerche. Se siete interessati, c'è un paginone gigantesco con Massimo Sideri che vi spiega che cos'è questo centro che si trova a Ispra e si chiamava Euratom. Mi ricordo, c'ero stato da piccolino, deve avere anche una fotografia. Ancora giri a pagina 3 i rischi della guerra ibrida e le verifiche del governo, il velivolo manovrato da una zona non lontana verso una maggiore vigilanza sull'impianto europeo di ricerca. Quindi, scrive Rinaldo Frignani sul Corriere, il governo vuole capire cosa è successo sui cieli di Ispra e cosa il misterioso drone individuato dal Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea potrebbe aver filmato. E naturalmente, se siete interessati, c'è anche l'intervista a Santeramo dell'aeronautica militare che dice difficile che sia arrivato dall'estero, ma difendersi è possibile. E insomma dice che sì, si può manovrare, ma non a distanze così pazzesche. E spiega come ad esempio in Ucraina hanno messo un cavo, un lungo, c'è l'antenna, ma c'è poi un cavo lungo che permette al pilota di governare il drone anche da molto lontano, ma non da migliaia di chilometri. Siamo ancora sul quotidiano Il Corriere, sì, visto che ci avviciniamo al congresso, andiamo a farci un giro a pagina 14 del Corrierone, perché naturalmente anche qui c'è Salvini anti-UE, nuova lite con Forza Italia, Tajani che dice no agli sfasciacarrozze. Allora, prima ci dava dei quacquaracqua, che non è vero, smentito assolutamente. Ora ci dà degli sfasciacarrozze. Cari leghisti, e non soltanto all'ascolto di Radio Libertà, come potremo rispondere? No, non ve lo chiedo, lo so che viene fuori un casino, però ti viene, no? Uno che ti dice ste cose, ti viene voglia di rispondergli qualche cosa?
340 67 09 659 per rispondere a Tajani. Chiaramente leggerò soltanto le risposte che si possono leggere. Sì, ci fermiamo, certo, c'è la pausa, c'è il meteo, occhio al vento, oggi giornata bellissima al nord, ma con forte vento, meglio che rimescola un attimino il vento, la puzza, tutto lo smog, le schifezze, il meteo, il nostro sponsor Acerbis e poi la canzone indipendente. Certamente avremo anche un bel saluto da una nostra vecchissima ascoltatrice che ci chiama ancora RPL. Dai Laura, oggi siamo, ma solo oggi, Radio Libertà. Tra pochissimo, restate lì. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Inizio di settimana con un ciclone dai Balcani verso le Adriatiche e il sud. Al mattino si accende di nuovo l'instabilità sulla fascia adriatica e al meridione con piogge e rovesci sparsi. Altrove il tempo sarà buono e in prevalenza soleggiato. In giornata ancora rovesci sulla fascia adriatica e al meridione con venti forti su Alpi, Abruzzo, Molise, Sud e Sardegna. Soleggiato al nord-ovest e sul medio-alto Tirreno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Eccoli qua i miei amici di Radio Libertà, buongiorno, la primavera alle porte, si sente il profumo, si comincia adesso a sentirne il profumo. Saluto la regia, saluto i giornalisti, Cainarca, saluto i lucisti, insomma, buongiorno a tutti. Allora, devo togliermi questa mattina, qualche volta succede, un paio di sassolini. Allora, un paio di sassolini che ce l'ho qua adesso e togliamoci questi sassolini. L'olio Acerbis, lo conoscete, c'è chi lo acquista da 25 anni, costa 84 euro. Quest'anno è 2 anni che costa 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Volete l'analisi chimica dell'olio, ce le chiedete, ve le mandiamo. Le analisi chimico-fisiche, quelle vere, ve le mandiamo. Così le fate vedere all'esperto vicino di casa, c'è sempre un esperto che dice, ve ne mandiamo 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro. Un olio oggi in qualunque supermercato che vedete lì, sono lì, no? Super offerta, prendi 3 paghi 7, insomma, costa intorno ai 12 euro, 11,50 euro, 12 euro. Ma se facciamo anche 11 euro, il nostro costa 14 euro, 3 euro di differenza. Tra il nostro olio Acerbis, che conoscete, è un olio che va bene, 3 euro di differenza. Voi consumate di media, una famiglia consuma 6 bottiglie in 2 mesi di olio, 2 mesi. Quindi sono 18 euro 2 mesi. E voi, perché voi siete molto attenti, e qualcuno per 18 euro di olio extravergine di oliva, che è il principe indiscusso della tavola, che fa la differenza, che insomma è un prodotto importante, ancora più del vino per certi versi in tavola, per 18 euro? Io trovo ancora quelli che mi dicono però Acerbis, io l'ho trovato a meno al supermercato a 11, allora tutti questi anni non sono serviti a niente. Vuoi l'olio Acerbis? Ti fai un'esperienza, prendi uno spaghettino del 5, chiaramente italiano, lo fai un pochettino al dente, un giro di olio Acerbis, un po' di formaggio, annusa, mangia e fai una delizia. 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Io non ne ho quasi più, prenotato l'imbottigliamento per aprile, 030 68 40 408, oppure olioacerbis.com, perché l'olio Bu, come diceva il mio nonno, serve sempre a regalo. Vi voglio bene, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Buongiorno a tutti, un caloroso saluto da Massimo Magni. Sophisticated è un brano contenuto nell'album Face to Face del
Un saluto a tutti i radioascoltatori di RPL. Sono Laura Castronuovo e a distanza di un po' di tempo sono nuovamente qui ad annunciarvi con immenso piacere l'uscita del mio ultimo singolo dal titolo Ciao Vita. Questo brano è un dialogo intimo tra me e la vita, dove le domande e le risposte si susseguono in un crescendo di paura e voglia di vivere, di rabbia e voglia di farcela, e la felicità per non essere diventata un fantasma. Auguro a questa canzone di raggiungere tutte le persone che hanno bisogno di non sentirsi soli sul ring della vita. Buon ascolto e grazie a tutti voi che vorrete sostenermi iscrivendovi ai miei canali social, commentando e condividendo. Un abbraccio. Che è un po' anche la nostra vita, perché un po' tutti noi siamo dei sopravvissuti a tanti problemi, a tanti guai che abbiamo dovuto affrontare durante la nostra esistenza. Ci si ritrova la nuovissima canzone appena uscita di Laura Castronovo. Si intitola semplicemente Ciao Vita. La trovate su tutti gli store digitali, ma anche semplicemente su YouTube. Basta scrivere Laura Castronovo, un viaggio dall'oscurità alla luce per trasformare le ferite in un canto di liberazione. E allora anche voi liberatevi, cari ascoltatori. Buongiorno, buon risveglio, buon lavoro, buon viaggio a chi è in viaggio. Attenti al vento, c'è vento, c'è vento. Attenti ai droni russi. Sammy Varin, rassegna stampa solo tra virgolette, perché qui cerchiamo di capire gli argomenti importanti dei quotidiani di quest'oggi. Ci sono i vostri commenti che stanno arrivando copiosi al 340 6709
659, ve ne leggo qualcuno? Ciao Sammy, Sniffolo Zelensky, nazi ucro, pensa di morire dopo Putin? La vedo dura, di solito i drogati muoiono molto prima a causa di overdose. Caro Luca, prendiamo le distanze da queste fesserie, ma ci mancherebbe altro. Tutte e due, diciamo, non stanno molto bene, però Putin sembra messo molto meglio. Propongo l'ordine alla polizia di fermare i gruppi di ragazzini se hanno il coltello e condannare i genitori. Vacca boia, cioè no, non parlo per me, nel senso, sicuramente mio figlio Elia e mia figlia Tabata non escono col coltello, li perquisisco ogni volta, però sai, ti viene il dubbio che per paura molti poi si dotino di queste cosettine. Tempo fa scherzavamo sui figli del barcone che hanno il macetino portatile in tasca. A quanto pare i figli del barcone, gli io capitano arrivati nel nostro paese per fare i rapper e non essendoci riusciti a far successo, si mettono in tasca il macetino loro. E i nostri che devono fare per difendersi dal macetino dei figli del barcone, degli io capitano? Guarda che è un brutto momento questo, e ribadisco e discoriba, soprattutto per noi genitori, per voi nonni, eccetera. Non è una cosa bella. La stampa è tra i colpevoli di questa situazione, scherza Marco. La marionetta della garbatella che si ispira a Draghi, ma di chi parla questa? Che si accompagna a Calenda e che bacia la pantofola della von der Leyen rappresenta a pieno titolo la decadenza culturale e intellettuale di questo paese, come la mediocrità vince sulla capacità e la competenza, scrive Emilio. Il drone russo sorvegliava te, sei più pericoloso della von der Leyen. Mi hanno beccato, lo sapevo, è vero. È ovvio che spiano i nostri super segreti. Se sono costretti a razziare le lavatrici del Donbass, evidentemente sono a caccia di nuove idee. Sul lago. Ciao Sammy, la carrozza che vedo che devo sfasciare trasporta i cervelli di Forza Italia. Se trasporta i cervelli di Forza Italia lo faccio gratis. Scherza Walter. Elel Tajani, pagato da chi si sta allargando con le sue aziende in Europa, esegue gli ordini del padrone: proteggere il dittatore guerrafondaio UE. E poi ancora messaggi, ma mi fermo, vi lascio lì a pensare. Poi lo sapete, ogni mezz'ora ne leggo un po'. Vado a pagina 14 del Corriere, visto che avremo alle ore 9 il capogruppo della Lega Riccardo Molinari. Cavolo, vuoi mettere? Effettivamente lo andiamo a beccare e dobbiamo mettere un po' di carne al fuoco oppure no? Nuovo round tra Forza Italia e Lega. Siamo sul quotidiano Il Corriere, pagina 14, fa il punto su questa nuova lite con Forza Italia. Oggetto della contesa l'Europa e il riarmo soprattutto, ma anche di nuovo la stretta sulla cittadinanza agli oriundi. La Lega propone ai patrioti un'iniziativa contro il piano di Ursula von der Leyen, definita presidente tedesca della Commissione europea. Un passaggio che fa eco alle accuse che le ha rivolto Salvini 2 giorni fa di guardare agli interessi del suo paese. Tajani, pur non citando l'alleato, avverte: non abbiamo bisogno di sfasciacarrozze, e intanto incassa dalla stessa presidente parole di elogio. Il vice premier e ministro degli esteri italiano ha una voce di saggezza in tempi difficili. Il nuovo attacco al governo europeo dei salviniani, che celebreranno il loro congresso alla fine della settimana, arriva con un comunicato ufficiale. La Lega è pronta a proporre agli alleati dei patrioti un'iniziativa per invitare la presidente tedesca della Commissione a rivedere il progetto da 800 miliardi di euro per la difesa. I cittadini europei meritano investimenti per lavoro, sanità, sicurezza interna, non un piano per il riarmo nato già morto. Quindi l'accusa, come aveva già fatto tra gli altri il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, di fuggire il confronto. Auspichiamo un ampio e approfondito dibattito in aula che la tedesca von der Leyen vuole evitare a tutti i costi. Nelle stesse ore Tajani, intervenendo all'iniziativa di Forza Italia verso il congresso del PPE a Firenze, sostiene: l'Europa si può criticare,
ma non sfasciare, anzi va costruita. Non abbiamo bisogno di sfasciacarrozze, ma di donne e uomini di buon senso che facciano una buona politica per proteggere l'interesse di 500 milioni di persone, tra i quali ci siamo noi. Una missione che naturalmente è quella che Tajani ha dato a Forza Italia. Noi vogliamo costruire, anche quando facciamo delle critiche sono sempre costruttive. Quello per noi è stato un voto utile. Quindi il segretario forzista prende le distanze da quello Stato federale che è obiettivo leghista, dichiarato al Corriere ieri proprio dal capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, che sentiremo alle 9. L'Italia da sola non può competere nella grande sfida mondiale, diventeremmo la colonia di qualcuno, dice Tajani. Una vistosa riapertura di quella spaccatura tra i due alleati che la Premier aveva tentato di ricucire solo pochi giorni fa a Palazzo Chigi. Per i meloniani, Giovanni Donzelli prova a metterci una toppa. Nel centrodestra ci sono opinioni diverse, ma troviamo sempre soluzioni nell'interesse degli italiani. È il centrosinistra che litiga. Tuttavia, anche sulla stretta per richiedere la cittadinanza italiana in nome degli ascendenti, i distinguo, già avanzati dai leghisti, si moltiplicano. Anche Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, avanza delle critiche. Il testo del decreto cittadinanza va migliorato senza pregiudizi nei confronti delle nostre comunità all'estero. Tajani difende la misura seria per dire no agli opportunisti al passaporto italiano, approvata da tutto il centrodestra, e avverte: siamo leali con il governo, ma non piegheremo mai la testa quando si tratta di difendere i nostri valori. A NM risponde Deborah Bergamini, vice segretaria forzista: mi spiace che tra i tanti perplessi del giorno dopo ci sia anche l'amico Lupi. E così abbiamo fatto un po' il tempo e l'attualità politica. Oggi sul Corriere c'è anche l'intervista a Tommaso Foti. Ci sono posizioni diverse, ma contano i fatti. Sulla difesa siamo uniti. E poi, sempre sul Corriere, certamente c'è Calenda. Calenda vuole unire Forza Italia e pezzi di PD. Il piano Volenterosi è un caso. Avete capito? Calenda vuole unire Forza Italia e pezzi di Partito Democratico. L'invito a riformisti e più Europa, ma il De Malfieri risponde: noi costruiamo l'alternativa alla Meloni. Il leader di Azione esclude Italia Viva, ha avuto una forte mutazione genetica. Fatto sta, insomma, se volete capirne di più, ci sono le strategie di Marco Cremonesi, oggi sul Corriere, il dialogo Giorgia-Carlo Calenda, l'idea di una intesa sul sistema proporzionale. Il terzo polo potrebbe crescere senza vincoli a sinistra. Andiamo sul giornale. Andiamo sul giornale mentre fioccano i vostri messaggi al 340 6709 659. Il quotidiano di Alessandro Sallusti titola Braccio di ferro. Trump sfida Putin, tregua o impongo i dazi. Il presidente USA: sono furioso con Mosca, senza accordo sul nucleare bombardo l'Iran. Drone spia russo in Italia, indaga l'antiterrorismo. In centropagina le frizioni Lega Forza Italia sull'Europa e sulla difesa, con Fabrizio De Feo che scrive: la tensione c'è. Tajani parla di sfasciacarrozze, il ministro degli esteri insiste sulla centralità dell'Europa su riarmo e trattativa sui dazi, il leghista si organizza contro la von der Leyen, i cittadini europei meritano investimenti per lavoro, sanità, sicurezza interna. L'editoriale di Giovanni Toti di spalla cita gli hippie. Difesa: anche la libertà degli hippie non è gratis, citando appunto la citazione della Meloni che ha parlato di un'Europa che diventa una comunità hippie. E qui naturalmente la scelta di tutti voi: preferite
comunità hippie o essere sfasciacarrozze? Ma che interessa a noi, siamo in prima pagina del giornale, è l'odio pro Pal e soprattutto la fine del Ramadan con rogo anti-Meloni. Ci sono foto pazzesche oggi sui quotidiani della conclusione delle preghiere islamiche, un fracco di gente che prega con l'abbraccio dei rispettivi sindaci nelle più grandi e belle piazze d'Italia, naturalmente con davanti la nostra, che doveva essere la nostra chiesa, che però è molto spesso è d'accordo con queste celebrazioni. Robe dell'altro mondo, dici tu? Ma non lo so, però succedono. Allora, siamo sul giornale, andiamo dentro. Da pagina 10, da Dibba a Raggi, il conte pacifista recluta gli ex grillini. Lo sapete, sabato e domenica c'è il congresso della Lega, ma c'è anche la manifestazione sabato, è il corteo anti-armi di Conte. Anche la CGIL e intellettuali di sinistra in piazza, ma sono stati anche mobilitati in pullman gratuiti in stile Roccaraso. Pare che ci saranno anche i TikToker della sciura napoletana. L'obiettivo è sfondare quota 10.000 presenze. E chiaramente la domanda che fa Conte, avete sentito sulla stampa, a Matteo Salvini è beh, insomma, se sei anche tu del mio parere e devi votare la mia, non mozione, ma pozione, che è molto più pericolosa di una mozione, lo chiederemo tra poco a Molinari. Intanto però sono sul giornale e ne stiamo parlando solo noi in questi giorni, ma c'è una bella polemica perché le regioni rosse stanno aumentando le tasse e nessuno ne parla, tranne quelli che le devono pagare. La polemica ticket, IRPEF, bollo, Emilia Romagna capitale delle tasse. Scrive quest'oggi a pagina, che pagina è? Pagina 10, il quotidiano Il Giornale, l'unico che ne parla. Venerdì ne parlavamo anche con la regione Umbria, anche lì si alzano le tasse. E la Toscana, ci dimentichiamo della Toscana? Beh, in Emilia Romagna non sono da meno. Aumenti record in bilancio, l'ira di Forza Italia, Gasparri annuncia un'interrogazione. È polemica in Emilia Romagna per l'aumento delle tasse disposto dalla giunta regionale guidata da Michele De Pascale. Un aumento a tutto campo, dall'IRPEF al ticket sanitario di 2,20 euro a scatola, che incide pesantemente sulle tasche dei cittadini. Un aumento che finirà in Parlamento. Infatti il responsabile enti locali e capogruppo di Forza Italia al Senato Gasparri ha annunciato un'interrogazione per vederci chiaro. L'Emilia Romagna diventa capitale delle tasse nel nord Italia, scrive il senatore Azzurro. Il caso del bilancio opaco sollevato da Vignali Castaldini finisce in Parlamento. L'aliquota IRPEF schizza e colpisce pesantemente il ceto medio. L'IRAP è la più alta del nord Italia. Il bollo auto cresce del 10% e nottetempo De Pascale si inventa il ticket sui farmaci, 2,20 euro per singola scatola. Se volete saperne di più, ne parla giustamente oggi il quotidiano Il Giornale, che poi a pagina 11, eccoli qua, tutti col culo per aria, ma in senso buono naturalmente, i pro-Pal usano il Ramadan contro Meloni. Il nodo immigrazione e il non ce la faccio. Il mega raduno di musulmani al Parco d'Ora a Torino per la preghiera che chiude il Ramadan. A Torino in 30.000, incendiata la foto della Premier. E a Prato il vescovo offre il sagrato. Francesco Giubilei, il confine tra il dialogo e la sottomissione nei confronti dell'Islam è labile e troppo spesso in Occidente negli ultimi anni lo abbiamo superato. La fine del Ramadan è stata celebrata in numerose città italiane, a cominciare da Torino, dove ieri mattina circa 30.000 persone hanno partecipato alla preghiera, con anche la presenza del sindaco PD Stefano Lorusso, con tanto di fascia tricolore.
Al termine della cerimonia è andato in scena un corteo per la Palestina con tanto di bandiere, fumogeni e un falò in cui è stata bruciata la foto di Giorgia Meloni, mentre attorno si incitava ad Allah Akbar, ovvero Allah è il più grande. Un episodio che testimonia perfettamente la mancata integrazione di queste persone e l'assenza di rispetto verso le nostre istituzioni. Se lo scorso anno a Pioltello si chiudevano le scuole per il Ramadan, ma mi pare che anche quest'anno si faccia lo stesso, fatemi sapere, ieri la diocesi di Prato ha messo a disposizione il complesso di San Domenico per festeggiare la fine della festa religiosa islamica. Così, oltre 200 musulmani, peraltro di domenica, hanno invaso i cortili del complesso adiacente alla Chiesa Cattolica per svolgere i propri riti religiosi. Tutto nasce negli scorsi giorni, quando la comunità bengalese di Prato, città italiana con più stranieri residenti in rapporto alla popolazione, ha manifestato la necessità di trovare un luogo in cui potersi riunire e il vescovo Giovanni Nerbini ha messo a disposizione il cortile del complesso di San Domenico in nome di una proficua convivenza. Non connivenza, convivenza, non sbagliare a leggere, Sammy Varin. Ieri, poco prima dell'alba, i bengalesi del centro islamico hanno dispiegato tappeti, stuoie per fare inginocchiare i fedeli partecipanti alla preghiera, dividendo uomini e donne, con quest'ultime che hanno utilizzato una stanza a parte nel complesso. Come ha spiegato il coordinatore Hossain, abbiamo recitato le preghiere, il nostro imam ha pronunciato un discorso dal Corano sulla nostra vita quotidiana, su come possiamo prepararci e impegnarci a fare del nostro meglio in tutti gli aspetti della vita. Terminata la preghiera, i rappresentanti della comunità islamica si sono intrattenuti per un caffè con il vescovo. Un caffè col vescovo, chiedendo di poter utilizzare in futuro gli ambienti di San Domenico, e Monsignor Nerbini si è detto disponibile, ribadendo l'importanza di coltivare i rapporti di amicizia, per poi concludere la mattinata con una foto di gruppo davanti alla cattedrale di Prato. Sarebbe interessante sapere quale sarebbe la risposta delle varie comunità musulmane italiane se i cattolici chiedessero di celebrare la messa di Natale o Pasqua negli spazi di una moschea, ma la risposta la sappiamo già. Fa discutere anche quanto accaduto a Milano, dove gli abitanti della zona vicina al Parco della Martesana sono stati svegliati di prima mattina dal canto del muezzin, che già dalle 7:30 ha cominciato a risuonare per tutto il quartiere, con il parco trasformato in una moschea a cielo aperto. Domanda, cari ascoltatori, rispondete al 340 6709 659. Che cosa avreste fatto se fuori da casa vostra iniziava a cantare alle 7:30 del mattino il muezzin? Punto di domanda. Cose che si possono fare, chiaramente. La Lega ha sollevato pesanti interrogativi sul permesso del Comune di Milano, con l'eurodeputata Silvia Sardone che si è chiesta: era a conoscenza dell'occupazione? Sono state rilasciate le necessarie autorizzazioni? Gli organizzatori hanno pagato per l'uso del suolo pubblico? Non c'è traccia dei vigili, segno che qualcosa non quadra. Un corteo per la Palestina è avvenuto anche a Imperia dopo la preghiera. A Napoli 7.000 persone si sono radunate in piazza Garibaldi per le celebrazioni della festa di fine Ramadan, e l'imam ha puntato il dito contro l'ingiustizia sionista. Sempre ieri è arrivato l'augurio del Presidente della Repubblica Mattarella ai concittadini, alle donne e agli uomini di fede islamica che trascorrono in Italia la festa dell'Eid al-Fitr, aggiungendo che è doloroso constatare che anche quest'anno il raccoglimento proprio del mese di Ramadan sia stato turbato da violenze inaccettabili e da perduranti tensioni, soprattutto in Medio Oriente. Così il quotidiano Il Giornale, ma chiaramente tra poco arrivano i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Sentiamo cosa ne pensate voi ascoltatori. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo.
Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza, siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia, antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco. Per cui voi valutate, abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
Una canzone potentissima. Certo, chi non è piemontese fa un po' fatica, ma poi capisce, se tiri questo palo, pian piano si storta e lo vedremo cadere prima o poi. Ormai è tutto marcio. Un regalo splendido che ci ha fatto il grande cantautore astigiano Piero Montanaro, conosciuto anche come conduttore televisivo, produttore discografico, talent scout. Ha fatto questo adattamento in lingua piemontese dell'inno della Catalogna L'Estaca, inno della libertà, tradotto in 51 lingue, da oggi in 52. Qui Parlamento. Il pezzo si intitola Gipo e non vorrei capire, ma mi sa che c'è anche lo zampino, non lo so quanto sia vero, questa è una favola che gira tra noi leghisti. Di Riccardo Molinari, buongiorno! Buongiorno, un saluto a tutti. No, ma confermo, adesso vi racconto com'è nata questa idea della canzone. Quest'estate, a settembre, come quando ogni anno andiamo sul Monviso a ricordare, facciamo la festa della Lega del Piemonte, insomma, per ricordare l'ampolla, insomma, quella che è la nostra storia, e facciamo ogni anno un evento trattando i temi dell'autonomia, della montagna, per tenere viva la tradizione. Quest'anno, mentre andavo su, mi è venuta questa idea. Dico, ma com'è possibile che l'Estaca, che come giustamente ricordavi è il canto di Louis Lach, fatto durante la dittatura franchista, quindi in un momento molto complicato per la Catalogna, dove veniva impedito di parlare catalano, dove c'era, diciamo, l'autoritarismo di una dittatura, e questo cantautore con coraggio fece questa canzone, violando evidentemente la legge del tempo, e questa è diventata poi un inno di libertà in giro per tutta Europa e per il mondo. È diventata poi anche l'inno di Solidarność in Polonia, tanto per intenderci, e vari movimenti autonomisti l'hanno ripresa e tradotta nelle loro lingue, e mancava una versione, diciamo, in una lingua del nord Italia, ecco, in una lingua, o comunque in generale in una lingua italiana. Perché ho scritto all'amico Piero Montanaro, che è appunto un grande cantautore, che canta anche in lingua piemontese, e ho detto: ma perché non provi a metterla giù in piemontese? Ci ha lavorato qualche mese e devo dire che il risultato è assolutamente straordinario. E quindi complimenti all'amico Piero Montanaro, e in questo modo credo che abbiamo una nuova canzone, un nuovo inno nel pantheon dei canti della Lega piemontese, ma non solo, della Lega in generale. E io mi onoro di essere stato il primo ad averla trasmessa. Si intitola Gipo, la nuova canzone di Piero Montanaro, che per il momento non si trova da nessuna parte, quindi se la volete ricevere dovete rompere le scatole o a me o a un certo Riccardo Molinari. A disposizione. Meglio a me, che lui magari c'ha qualcos'altro da fare, anche perché questa è la settimana cruciale che ci porterà al Congresso federale della Lega di questo sabato, di questa domenica, ma anche oggi, insomma, i quotidiani lo ricorda soprattutto il quotidiano La Stampa, alla manifestazione antiguerra, anti-armi che il Movimento 5 Stelle farà, e subito la domandina. E io ci ho pensato, Riccardo, la faccio, non la faccio? Io gliela faccio. Oggi Conte sulla Stampa ci chiede se la Lega firmerà la mozione dei 5 Stelle oppure no. Votate la nostra mozione contro il piano di riarmo? Cosa rispondiamo a Conte? Prima di tutto che prima di decidere se votare o no un testo bisognerebbe leggerlo, quindi questa mozione sarà in discussione la settimana prossima, quindi la settimana del 7, non questa settimana, quindi avremo tutto il tempo di fare le valutazioni. Però quello che credo è che, come sempre capita in queste situazioni, il centrodestra farà una sua contromozione da proporre, anche perché voglio ricordare una cosa, che noi abbiamo già votato come centrodestra compattamente una risoluzione in vista del Consiglio europeo 2 settimane fa, dove si dicevano parole abbastanza chiare sul fatto che la proposta italiana non era quella della von der Leyen, ma noi facciamo una controproposta, che era quella del ministro Giorgetti, che non prevede gli 800 miliardi di euro di debito per riarmarsi, ma proponeva un sistema di garanzie pubbliche per le aziende private da 16 miliardi, quindi una spesa nettamente inferiore, per investire sulla ricerca, sull'innovazione, finalizzata a creare in Italia e nei vari paesi europei un'industria, diciamo, bellica,
adeguata, in modo che ogni paese potesse poi con i suoi tempi e i suoi modi procedere a raggiungere l'obiettivo fissato dalla NATO del 2% di spesa del PIL sulla difesa. Su questo noi siamo assolutamente d'accordo, sul fatto che dobbiamo raggiungere l'obiettivo richiesto dalla NATO in accordo con gli Stati Uniti. Ipotesi di eserciti europei o di riarmo soltanto della Germania per far convertire le sue industrie da industrie dell'automotive a industrie belliche, ovviamente ci vedono contrari. Ma insomma, questa è una posizione che tutto il centrodestra ha sottoscritto, è il mandato che è stato dato a Giorgia Meloni, e quindi credo che il centrodestra sarà in grado tranquillamente di fare una mozione in risposta a quella del 5 Stelle che spiega la posizione di tutto il centrodestra. Certo, poi ci sono ovviamente sensibilità diverse, direi che sui giornali in questi giorni se ne ha avuto, diciamo, ampio riscontro. La Lega è quella che è più determinata su questa posizione, in un governo si deve mediare, ma in questo momento la posizione del governo non è quella di un'Europa che va per conto suo lontana dagli Stati Uniti, e non è una posizione di fare nuovo debito per il riarmo a discapito di altre spese sociali come la sanità, le pensioni e l'istruzione. Chiaro. E chiaro è anche che tutti guardano però a questo sabato e questa domenica arriverà il congresso della Lega, che sarà trasmesso in diretta e commentato su queste frequenze, e come dicevi anche tu ieri su un'intervista sul Corriere della Sera, sarà importante questo congresso non tanto per chi sarà di nuovo il capo della Lega, perché al momento c'è soltanto Matteo Salvini candidato, quanto sulle mozioni che verranno presentate. E tu hai fatto ad esempio l'esempio della tua mozione, tua e di Alberto Bagnai, una mozione che ha un nome già potentissimo, che ci ricorda anche quelli che sono i capisaldi da sempre della Lega, e ripeto io anche di questa radio, da quando siamo partiti, che ci chiamavamo Radio Padania Libera. Questa mozione si chiama Autonomia, federalismo e sovranità popolare, e molto dipende, appunto, si scrive in questi giorni sui giornali, sulla mozione che passerà, potrebbe delineare una nuova Lega, o comunque quello che sarà il futuro di questa Lega anche all'interno del governo. Riccardo. Certo, questa è una mozione che io tra l'altro ne approfitto, visto lo spazio in radio, per ringraziare i tantissimi delegati da tutta Italia che hanno voluto sostenerla, sottoscriverla, e che anzi stanno continuando a mandare a me, ad Alberto Bagnai, le sottoscrizioni, il sostegno a questa mozione. Quindi sta avendo veramente un grande successo, insomma questo mi fa molto piacere. Ovviamente è una mozione scritta a supporto e a sostegno di Matteo Salvini, col consenso e la supervisione di Matteo Salvini, quindi ha già fatto sapere che ne condivide i contenuti, e che cerca insomma di dare una prospettiva politica, cioè su cosa dovremo fare dopo il congresso, premesso che gli obiettivi sono chiari. Quindi anche Salvini ha sempre parlato, dopo l'autonomia, di trasformazione del paese in Stato federale, e ovviamente sull'Europa è chiara la nostra posizione critica sull'attuale Commissione europea, sui percorsi decisionali che ci sono in questa Unione Europea, sugli squilibri economici che questa Unione Europea ha creato. Ecco, diciamo che questa mozione sul fronte europeo passa oltre che dalla denuncia anche alla proposta, cioè il fatto che se noi vogliamo superare questa Unione Europea abbiamo degli strumenti che sappiamo non possono essere azionati all'interno di questo trattato. Per questo trattato vi faccio un esempio, ad esempio sui paradisi fiscali interni, no? Il fatto che le multinazionali in Europa vanno a mettere la sede legale in Olanda o in Irlanda, in questi paesi che hanno delle tassazioni davvero paradiso fiscale, poi possono operare in tutta Europa, è un qualcosa che non si può cambiare nell'attuale Unione Europea, perché basta che uno di questi paesi si opponga e chiaramente una fiscalità unica sulle multinazionali non si può avere. Ora, parto da questo esempio per dire che cosa? Che l'unico modo di uscirne e cambiare le politiche europee è fare dei trattati nuovi, e questo si può fare, nel senso che io credo che questa è anche una proposta che è arrivata da molti costituzionalisti, sociologi in giro per l'Europa, francesi in particolare, cioè è un dibattito che in giro per l'Europa c'è. Si potrebbe pensare, partendo dagli stati più popolosi, che sono anche quelli che generano la stragrande maggioranza del PIL europeo, di fare dei nuovi trattati per affrontare alcune questioni che l'attuale Unione Europea non può e non riesce ad affrontare. Una può essere questa, la tassazione delle multinazionali, una tassazione unica in modo da superare la concorrenza
la concorrenza di alcuni paesi su altri, il fatto di superare le politiche di austerità sui bilanci è qualcosa che conviene all'Italia ma che converrebbe anche alla Francia, ad esempio, alla Spagna, il fatto di investire, mollare il concetto della competitività basata in Europa sulla deflazione dei salari e sull'export, motivo per cui oggi Trump minaccia i dazi, proprio perché l'Europa con questa politica ha invaso il mondo di prodotti riducendo la domanda interna, e oggi però in giro per il mondo, a partire dagli Stati Uniti, ci sono le reazioni, no? Quindi l'idea è quella di potenziare il mercato interno, siamo un mercato di 500 milioni di persone, aumentare la domanda interna, riportare le produzioni industriali in Europa. E questo si può fare con delle politiche di reshoring, o si può fare mettendo i dazi su Cina, India e quei paesi dove le aziende europee sono andate a delocalizzare per vendere a costi più bassi. Insomma, le idee sono tante, l'importante è avere chiara quella che deve essere la mission, cioè le politiche sociali. La globalizzazione, il liberismo e l'austerità europea ha impoverito purtroppo larga parte della popolazione e ne ha arricchito in maniera esponenziale una parte minima. Questa è l'ingiustizia sociale di fondo che credo come partito dobbiamo affrontare, non solo criticando l'Europa, ma provando a fare delle proposte. Ecco, nella mozione ci sono delle proposte sul fronte interno. Ovviamente si chiede di mettere il completamento della riforma dell'autonomia come priorità, il federalismo fiscale come priorità in questa legislatura, dopodiché dobbiamo avere l'ambizione di fare una riforma della Costituzione per trasformare l'Italia in uno Stato federale, vero e proprio, dando ancora più competenze alle regioni, quindi facendo un Parlamento con due camere, una Camera delle Regioni e una Camera per le politiche nazionali, e il passaggio intermedio che vediamo noi però che si può fare oggi senza cambiare la Costituzione è quello di potenziare le relazioni tra le regioni per macro aree, cioè quello che era poi il progetto di Miglio, che era il progetto di Bobo Maroni, che è sempre stata un'idea della Lega, cioè arrivando a costituire anche degli organi decisionali macro regionali. Sammy, faccio un esempio che riguarda le nostre due regioni. Tu abiti in Lombardia, abito in Piemonte, ma sui trasporti, sulla sanità, su tutta una serie di politiche è evidente che si lavora insieme perché i territori e i bacini sono gli stessi. Fare le macro regioni vuol dire questo. Vabbè, scusa, ma stavo sognando, mi nomini macro regioni e quindi chiaramente Miglio e una vecchia Lega che è anche nuova e che potrebbe essere un futuro veramente prossimo. Mi stiamo mettendo d'accordo un po' tutti quanti. Chiaramente stiamo mettendo queste mozioni sul tavolo, non c'è soltanto quella che Riccardo Molinari vi ha spiegato, ma capite cosa potrebbe diventare e cosa potrebbe essere in potenza la nuova Lega che nasce da questo congresso di questo weekend, sabato e domenica a Firenze, Fortezza da Basso. Abbiamo finito il tempo, ma un'ultima domanda. Non è stato gentile il Corriere a fartela, però te l'ha fatta il Corriere, te la faccio anch'io e chiaramente la risposta sarà più o meno quella, come fai a saperlo tu? Però ha fatto una domanda che non mi aspettavo. A un certo punto il Corriere nell'intervista di ieri ti ha chiesto: ma c'è la possibilità che Vannacci divenga vice capo della Lega? Cioè, c'è questa possibilità, ma è davvero, è fantascienza. Ma io questo non ne ho idea, evidentemente i vice segretari sono una scelta del segretario federale, quindi dovrà essere Matteo a decidere chi vorrà. Tra l'altro lo statuto prevede che si aggiunga un quarto vice segretario, oggi ne abbiamo la proposta di modifica dello statuto, insomma, che dovrà votare il congresso, prevede che da 3 si passi a 4 vice segretari. Io non ho idea ovviamente di chi voglia nominare Matteo Salvini ed è una sua facoltà decidere chi vorrà votare. Quello che dico è che se dovesse decidere di mettere Vannacci, vorrebbe dire uno che Vannacci entra finalmente nella Lega, quindi che non è più un soggetto esterno ma dovrebbe iscriversi e fare la tessera, e che iscrivendosi, facendo la tessera, andando a ricoprire un compito così importante, vorrebbe dire che sposa il progetto politico che abbiamo appena spiegato parlando della mozione, insomma, no, quella che è il progetto politico della Lega. E ce lo vedo Vannacci a distribuire un po' di volantini al mercato? Assolutamente sì, si scherza naturalmente. Molinari, 10 secondi, c'è qualcosa di importantissimo questa settimana alla Camera? No, questa settimana è una settimana abbastanza fiacca, c'è una proposta di legge per il contrasto all'obesità, c'è una proposta di legge sul riordino amministrativo delle forze militari, una mozione sul Freedom Act europeo, ma insomma è una settimana abbastanza tranquilla. E che comunque noi seguiremo, perché il contrasto all'obesità ci siamo dentro tutti qui a Radio Libertà. Grazie davvero Riccardo Molinari, buon lavoro. Un saluto a tutti, grazie Sammy. Qui
Parlamento. Grazie al capogruppo della Lega alla Camera e segretario piemontese della Lega Riccardo Molinari. Abbiamo ancora una manciata di minuti e mi scuso con tutti voi, ma devo completare la rassegna stampa, altrimenti poi mi accusate che non faccio rassegna stampa. Devo leggervi il quotidiano Il Tempo, perché la prima pagina del Tempo ultimamente è sempre potentissima. Oggi titola Islamitali, signori belli, in 30.000 per il fine Ramadan a Torino, slogan antisemiti, Meloni a fuoco e burka con la benedizione del PD. Intervista alla Montaruli, la solita sinistra buonista, non c'è integrazione, siamo in pericolo. Ragazzi, io non lo so se è successo anche a casa vostra, avete sentito il muezzin cantare? Fatemi un WhatsApp al 340 67 09 659 all'interno del quotidiano Il Tempo, guarda qua. In 30.000 al parco per il Ramadan con la benedizione del sindaco PD e la foto di Meloni data alle fiamme. A Torino imponente preghiera collettiva dei musulmani. Lo Russo, il sindaco di Torino, in prima fila con la fascia. Poi parte il corteo tra donne col burka, fumogeni, bandiere della Palestina e slogan anti-israeli. Cosa sta succedendo? Cade la maschera del buonismo e della retorica pro-immigrazione. Intervista Augusta Montaruli, la deputata di Fratelli d'Italia dice inaccettabile che gli italiani si sentano stranieri a casa loro e perseguitati all'estero. Ma aggiungo io, la cosa molto strana appunto che ci sia l'appoggio della Chiesa e dei sindaci. Il mio parere è che vanno dove ci sono i soldi. Qui a Milano è sicuramente così, perché i nostri amici musulmani si sono comprati interi quartieri, si sono comprati i grattacieli di Milano e quindi insomma probabilmente anche business. Che ne dite? 340 67 09 659. Interessante il quotidiano Il Tempo, perché poi ritorna sulla situazione Romano Prodi a pagina 6 e si ricordano altri episodi dove Prodi ha fatto un po' il cretinetti. No dai, Sammy Varin che si offende, però ha un po' esagerato. Guarda qui, mano sulla guancia, quando Prodi pizzicò il volto dell'inviato di Piazza Pulita. Poi erano tutte cose passate sotto silenzio. Dalle risse al pizzico all'inviato di Formigli, ecco il vero volto del Prodi attaccabrighe. I capelli tirati alla giornalista di Rete 4 sono solo l'ultimo caso. Da Giletti spunta il video della lite al bar, bufera sul consigliere PD. Se la tirata di capelli di Romano Prodi ai danni dell'inviata di Quarta Repubblica Lavinia Orefici può essere incasellata nella categoria dei gesti d'affetto, scrive Valentina Bertoli oggi sul Tempo, nella stessa dei teneri buffetti da nonno, per intenderci, come l'ha definita lui stesso, il professore non è certo nuovo a lezioni di questo genere, anzi annovera tra gli insegnamenti impartiti in 50 anni di politica almeno altri 2 episodi incresciosi in cui il caratterino che la sinistra ha sempre taciuto è emerso senza lasciare spazio alle interpretazioni. Chiaramente, se volete saperne di più, il quotidiano Il Tempo vi attende. Siamo ancora sul Tempo, che ci ricorda che il sindaco Bandecchi vince ancora le elezioni e diventa presidente della provincia di Terni. Siamo in Umbria. Il leader di Alternativa Popolare batte le 2 coalizioni avversarie. Stefano Bandecchi, segretario di Alternativa Popolare e sindaco di Terni, è stato eletto anche il nuovo presidente della provincia della città umbra, provincia di Terni. Ancora una manciata di minuti con Sammy Varin. Vi devo segnalare, eccola qua su Repubblica, Trump sfida Putin, ma io vado subito all'interno. Riarmo, la tregua è finita,
Tajani contro Salvini, che ci dà a tutti noi leghisti degli sfasciacarrozze. Per fortuna subito sotto sul quotidiano Repubblica, siamo a pagina 6, c'è l'intervista con Claudio Borghi Aquilini. Forza Italia è il partito di Ursula. Berlusconi invece criticava l'Unione Europea. Il segretario degli Azzurri dice sì alla riarmo e invoca unità sui dazi. Noi diciamo no alle armi e chiediamo di trattare da soli con Trump per salvare le nostre merci. Intervista a Claudio Borghi di Antonio Fraschilla quest'oggi sul quotidiano Repubblica, che si obbliga a buttarsi anche sull'argomento lupo, anche se non me l'aspettavo, non viene criticata questa cosa. Attenti ai lupi, in 10 anni sono raddoppiati, praticamente stanno diventando un pericolo, ma non certo per l'uomo, un animale meraviglioso come il lupo. Il problema è che è un animale che mangia qualunque cosa e per arrivare a quel qualunque cosa distrugge qualunque cosa. In Europa erano 12.000, oggi sono 21.500 esemplari perché si sono adattati, difficile che attacchino l'uomo. L'ultimo censimento della rivista PLOS raccoglie i dati di tutti i paesi del continente e naturalmente la notizia è che ora si sta lavorando per far sì che sia più semplice, in casi particolari, che il lupo possa essere cacciato. Ultimissime segnalazioni, signori, poi ci risentiamo, ritorno alle 11, ragazzi miei, quindi alle 11 avremo modo di sentire le vostre chiamate allo 0292947222, ma soprattutto di leggere i tantissimi messaggi cui mi aspettate fuori, arrivati al 340 6709 659. E vi ricordo sul quotidiano La Verità l'intervista a Gianmarco Centinaio sui dazi bisogna trattare con gli Stati Uniti. Gliela facciamo sta telefonatina, Meloni? Il leghista, le controtariffe sono un suicidio. L'Italia può mediare con Washington in nome dell'Unione Europea. Su Kiev, Bruxelles si è genuflessa a Biden. Ovvio che Trump ci scavalchi. Dopo la pace, allentare le sanzioni a Mosca. Gianmarco Centinaio, vicepresidente del Senato, oggi sul quotidiano La Verità. Tajani stia sereno. Salvini non vuole rubargli il lavoro, sia più spese per la difesa, ma decise dai singoli stati. Il problema abitativo delle forze dell'ordine va risolto. Tanta buona ciccetta quest'oggi sul quotidiano La Verità, mentre Libero, che titola Trump striglia Putin, sono molto arrabbiato, all'interno mette tante belle foto sulla festa islamica, bruciano la foto di Meloni, a Torino il sindaco PD è sul palco, poi corteo pro Gaza, a Prato i musulmani si radunano nel cortile parrocchiale. Libero per fortuna all'interno a pagina 13 ricorda che con il nuovo codice della strada crollano gli incidenti, patenti ritirate più 54,7%, ma soprattutto sono diminuiti gli incidenti, meno 5,1%. In soli 3 mesi le norme stradali volute da Salvini hanno fatto calare i sinistri e lievitare il numero delle sospensioni brevi di guida. E qui Sammy Varin che per il momento si ferma, tra poco c'è l'editoriale del nostro direttore Sallusti, poi l'America, poi l'ultima trasmissione, penso, di Giulio Cainarca, perché ha annunciato che in aprile si fermerà per qualche settimana, e poi certamente ritorna Sammy Varin con altri argomenti e soprattutto con i vostri pensieri. A più tardi. Avete ascoltato la rassegna stampa.